Riecco il sindaco risponde, appuntamento del martedì sera, scusatemi, 19:30, 20:30, rigorosa diretta, sono le 19:54 minuti primi, quindi potete pure interagire noi con i numeri che vi abbiamo già detto, oppure che li vedete passare in sovraimpressione sul lato destro del monitor. È una cosa leggera, l'abbiamo già detto la volta scorsa, però ci sono arrivate le segnalazioni che sono felici che finalmente ritorni il carnevale. Ah, che bello, fa bene al cuore e all'anima. Stiamo ritornando alla normalità, per fortuna, ringraziando Dio, ma siamo mantenute le sicurezze, siamo sempre attenti, però sembra che stia scemando finalmente il Covid. È passata anche le piccole influenza, grazie alla nostra sanità che ha dato il massimo, veramente, è stato un periodo difficilissimo. E adesso ritorna il carnevale, che vuol dire la gioia dei bimbi, dei grandi, degli adulti, è un bel segnale, per cui sono molto contento e felice. Senta, Sindaco, devo ritornare invece su una tematica che l'ha sentita anche la settimana scorsa e che ovviamente finché le persone non riusciranno a comportarsi bene sarà di difficile soluzione, e sono quello dei parcheggi dei monopattini in qualsiasi posto della città. Ecco, è passata una settimana, in questa settimana ha avuto occasione di parlare con chi ne è responsabile all'interno dell'amministrazione padovana per dare dei controlli in modo tale che ciò non accada? Però io ho visto che la situazione è molto migliorata. Io giro a piedi in città, parlo della città al centro, non ho visto in periferia, ma in città al centro è molto migliorata la situazione. Sì, un po' alla volta l'educazione sta migliorando. Ricordo che noi penalizziamo chi non parcheggia in maniera corretta o chi esce dai spazi addirittura. Un po' alla volta la gente capisce è un po' di problema di educazione, però vi ricordo, provate a vedere qualche altra città, senza far nomi. Padova è splendida rispetto ad altre città, per cui la gente è educata. Addirittura quando sono stati iniziato il servizio delle biciclette servo-assistite, chi organizza questo, ripeto, sono esterni, non è il comune, cioè fate i complimenti per Padova quanto educati sono, perché nelle altre città li buttavano nei fiumi, facevano disastri. Padova si sta comportando molto bene. D'altronde è venuto fuori anche una statistica che può lasciare il tempo che trova, per carità, ma fa sempre piacere vedere che Padova è una delle città più educate d'Italia. Bello, non è merito ovviamente del sottoscritto, però è bello sapere che i miei concittadini sono persone educate. Assolutamente vero. Ci sono già 4 messaggi, allora Dennis iniziamo con il primo. Via Facciolati piena di buche, asfalto rovinato in molti punti, rattoppi fatti malissimo, quando una vera soluzione? Grazie Giovanni. La vera soluzione vuol dire asfaltare tutto, non so se è prevista nel piano, francamente sicuramente se sarà asfaltata in primavera, non sicuramente adesso. Adesso stiamo tappando buche perché il ghiaccio e il freddo, pioggia, ha comportato questi problemi. A me piacerebbe asfaltare tantissimo, però mi ricordo che siamo in piccola difficoltà sotto l'aspetto di investimenti, proprio marciapiedi, asfalti e tutto quello che non consegue. Siamo al massimo, però so che non sempre si riesce a fare tutto, per cui se segnalate il problema delle buche, interveniamo, perché è anche un problema di sicurezza. Un po' alla volta cerchiamo di fare tutto. Altro messaggio, Dennis. Buonasera, segnalo freddo e ghiaccio al mattino, per favore si può fare qualcosa anche nelle vie di quartiere? Credo che si riferisca ovviamente alle strade. No, il freddo non sono capace di intervenire, scherzo ovviamente. Sì, lo so, spero che la temperatura cambi, così si risolve anche qualche problema sull'aspetto viabilità. Ha terminato? Posso andare con il terzo? Sì. Andiamo con il terzo, Dennis. Signor Sindaco, guardi che davanti alle scuole è pericoloso. Tutte le mattine le auto sfrecciano e si rischia sempre l'investimento. Prima o poi ci scappa il morto. Questo è un problema di responsabilità degli automobilisti. Vengono sanzionati, vengono fatti percorsi anche in modo tale sia in elettrica orizzontale e verticale. È un problema di responsabilità degli automobilisti, però tutti noi, se verifichiamo
spesso e volentieri, anche se c'è il limite del 30, andiamo a male al 50 all'ora. Bisogna essere attenti, prudenti e rispettosi degli altri. È un invito che faccio a tutti. Noi cercheremo anche di potenziare per quanto riguarda l'illuminazione serale, per quanto riguarda eventuali dossi di sicurezza, arredi urbani che limitano la circolazione delle auto, però proviamo ad essere responsabili. Andiamo con un altro messaggio, Dennis. Sì, il quarto di questa serie. A che punto è il progetto di via Dante e via San Fermo pedonali? Grazie, Enzo. È ancora allo studio, perché va non solo coinvolto via Dante e via San Fermo, ma va obiettivamente visto tutta la viabilità della città, e qua c'entra Piazza di Insurrezione, la Plandina, via Dante, il tram, va tutto visto nel comparto. In quanto tempo? Non ho idea, non rispondo, mi rifiuto di rispondere. Ogni volta che le chiedo il tempo lei si rifiuta di rispondere. Non Senti, so, invece... ci vuole qualche mese, solo per fare il piano, poi va messo a terra, va fatto... No, perché Piazza Insurrezione, se accadrà, è una sua idea e quindi condivisibilissima, però ovviamente tranne per i commercianti, perché ovviamente toglie il parcheggio già, ce ne sono poche, toglie neanche quello, li farebbe arrabbiare, però se magari riuscirà, magari prima del termine del mandato, a vedere... Ma non è vero, i commercianti sono d'accordo di chiudere Piazza Insurrezione, assolutamente. Ah, sono d'accordo? Sì, ma veramente hanno presentato anche tutta quella parte lì per valorizzare Galleria, non mi ricordo. E quindi qual è l'ostacolo? È che dà un alto risultato economico, perché tutti vogliono parcheggiare in Piazza Insurrezione, per cui devo trovare anche un'altra soluzione che può essere alternativamente all'Oplandina o qualche altro spazio. Abbiamo sistemato i garage per quanto riguarda ex Garage Europa, è bellissimo, in centro pieno, costa meno della Piazza Insurrezione, ne sentono all'opera ancora, sono 100 posti auto, per cui veramente un po' di abitudini che si consolidano e bisogna capire un attimo questo. Certo, allora nel frattempo faccio bere un goccio d'acqua al sindaco e vi ricordo i numeri per interagire con noi, per telefonare 049 80 777 53, per i messaggi 345 334 1171 e per le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Siamo anche nella pagina Facebook, nella piattaforma Facebook, sulla pagina di iReporter potete mandare i messaggi anche da quella fonte lì. Senta, se io voglio ritornare un attimo sulla fiera. Lei la fiera, le faccio un po' di cronistoria, l'ha voluta fortemente perché nessuno gliel'ha detto di fare, anzi è andato a impicciarsi su un problema, era di francesi, rimaneva loro, lei non aveva nessuna responsabilità, lei invece ha detto no, voglio la fiera. È riuscita a portarla, ovviamente con tanti pro, tanti contro, ovviamente Auto e Moto d'Epoca purtroppo per motivi che ne abbiamo già detto non potrà più esporre a Padova. Ecco, cosa sarà della fiera in un futuro? Si è parlato inizialmente ovviamente sotto l'aspetto universitario di fare delle aule universitarie, si è parlato di fare anche la grande arena della musica, si è parlato di fare altre iniziative, eventi all'interno della fiera, tante belle cose. Mi riassuma il tutto e mi racconti un po' cosa accadrà nella fiera nel 2023. Non è che io, scusate, non è che io volessi la fiera, è perché la fiera sotto l'aspetto economico falliva. Non potevo permettere una cosa del genere quando sono stato eletto sindaco, per cui io mi sono impegnato a risolvere il problema. Per carità, la cosa più semplice era farla fallire a suo tempo, però penso che sia un patrimonio di Padova e come tale va gestito. Ringrazio la Camera di Commercio perché ha aiutato moltissimo in questa fase, per cui tutta l'imprenditoria padovana è stata coinvolta in questo progetto. Abbiamo fatto il centro congressi, sta funzionando molto bene, sta dando risultati impensabili, devo dire, obiettivamente. È stato anche una cosa vissuta da più sindaci, non certamente dal sottoscritto, che ha avuto solo la fortuna di inaugurarlo. Però, essendo logisticamente un posto importante, siamo praticamente in centro a Padova, stiamo pressando, ecco, vedete il centro congressi, abbiamo fatto un piano strategico col Consiglio di amministrazione in cui io credo molto. Allora, intanto faremo un albergo,
perché c'è grossa carenza di alberghi a Padova. E di conseguenza, spesso e volentieri, quando il Centro Congressi partecipa a gare internazionali, uno dei plus che richiedono sono gli alberghi. Gli alberghi a Padova sono pieni. L'albergo era fatto da privati. Facciamo così, la fermo qui perché è un tema che voglio affrontarlo in maniera delicata, perché c'è una telefonata prima che salti la linea, poi ritorno da lei. C'è la telefonata, sentiamola. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono io, Bortolami da Padova, quartiere Crocifisso. Mannaggia, non ci sento mica tanto. Ecco, prego signora Bortolami. Allora, io volevo fare un'osservazione se posso. Certo. Sì? Prego. E allora, le epigrafi, quando muore qualcuno, dopo 2 o 3 giorni sono per terra, sulla pioggia, sul vento, sulla neve, se viene giù. Non si potrebbe fare che le imprese che fanno i funerali le togliessero dopo 2 giorni? Ha capito sindaco il concetto? Le epigrafi, quelle che vengono attaccate nei vari posti della città quando muore un parente, c'è un defunto, viene messo praticamente l'epigrafi vicino alla chiesa, sui pali, sulle colonne. La signora dice rimangono lì a lungo termine. Si può far sì che quando e chi le ha messe le vada anche a togliere dopo 2 o 3 giorni? Perché giustamente dice non è funerale. dignitoso vederle per terra. Certo. Ogni quartiere è stato munito di bacheche per mettere le epigrafi. È vero che imprese funebri attaccano dappertutto. Anche perché era volontà di chi muore, perché io ricordo anche il papà sindaco diceva, mio papà quando è morto diceva vorrei la mia epigrafe in quella zona di Padova perché ho lavorato lì. Allora ovviamente vanno ad attaccarla proprio nei punti anche un po' meno simpatici, però giustamente la signora dice quando poi... È un suggerimento importante. Altre domande signora Bortolami? Ah, già chiuso, ok. Vabbè, è una cosa che credo sia la prima volta che ci succede una cosa del genere. Però ha ragione, perché dopo cado per terra, fa pocizia. È vero, vedi per terra il defunto e nessuno va a raccoglierla. È un suggerimento interessante. È vero. Basta parlare con le imprese, come le mettete, toglietele. È vero perché è brutto poi vedere non ci avevo mai pensato. Nemmeno io, dico la verità, perché poi vedere un defunto con epigrafe per terra non è una cosa simpatica. Va bene, ritorniamo. Ci sono 4 messaggi, non riesco a terminare il concetto della fiera. Andiamo con i messaggi, vai Dennis. Buonasera, quando partiranno i lavori al PP1? Devo dire che stiamo risolvendo finalmente il problema tra provincia, privati, comune, e siamo in fase addirittura d'arrivo con gli accordi. Per cui loro penso vogliono partire rapidamente. Ricordo che verrà fatto uno studentato, verrà fatto probabilmente un RSA per anziani autosufficienti. Io spero, ma penso anche loro possano partire a volte in settembre, ottobre quest'anno. Stiamo raggiungendo gli accordi, per cui questa è una cosa importante. È stato un po' difficile, devo dire, perché i soggetti interessati erano abbastanza, c'erano imprese che hanno messo in bonus a suo tempo tutte le imprese fallite, c'era la provincia che era possessore del terreno, c'era il comune di Padova sotto l'aspetto bonifica, gli inglesi sono lì che hanno acquistato il terreno. Io sono ottimista, abbiamo risolto in questi mesi, gli ultimi mesi, gli accordi, per cui sono molto ottimista, penso partiranno il presto possibile ed è importante perché è una zona di degrado pazzesco. Io mi ricordo ancora quando sono stato eletto, mi ero illuso di risolvere il problema in pochissimo tempo, pensavo di fare un parcheggio temporaneo al PP1, è stata una cosa incredibile, è stato veramente difficilissimo e ringrazio un po' tutti quanti, sia la provincia che il comune, che sono andati da fare. Secondo messaggio Dennis. Padova Sud, Bassanello, si farà un bar nel parcheggio ex benzinai? Si farà? Un bar. C'è già la gara, in corso. Non c'è, chiedeva quando si farà. Ma adesso bisogna che uno vinca, chi si aggiudica la gara
Cesare Gari in corso però. Sì, no, sorrido, sa, con quel benzinaio lì mi vede da sorridere così, è un sorriso. Sì, però alla fine l'ho fatto. Sì, è vero, è un sorriso maligno. Però alla fine l'ho fatto. No, per raccontare ai nostri telespettatori, perché inizialmente ve lo racconto, quando il sindaco è stato insediato la prima volta, lui quando venne nella trasmissione ha detto: quel posto lì proprio è un'entrata di Padova e non riesco a vederlo, non lo sopporto, butto giù quel benzinaio e in 9 mesi faccio un parcheggio e il bar. Io gli dissi: guardi sindaco che ci vorranno più di 9 mesi perché la burocrazia, no, in 9 mesi, avendo la mentalità da grande imprenditore, in 9 mesi ce la faccio. Abbiamo scommesso, ho vinto e devo ancora pagare la pizza perché è durata più di 9 mesi, ovviamente era per far capire il motivo per cui devo dire, fatto capire il motivo c'è per una cui gara sorridevo. per quanto riguarda l'aspetto della ristorazione lì su quel posto, sarà anche molto, molto carina. No, bello, è bellissimo. Perché sono sempre occupato, è bello. No, bellissimo, niente da dire. Andiamo con l'altro messaggio, credo sia il secondo, Dennis, o il terzo. Sì, è il terzo. Buonasera sindaco, a proposito di tram, può cortesemente spiegare perché la sua amministrazione non sceglie i più economici e meno impattanti filobus al posto del tram? Ieri per colpa delle rotaie è caduto un ragazzo in Prato della Valle. Grazie, Mimmo da Padova. Allora, la capacità del tram rispetto all'autobus è più che doppia, per cui è una corsia riservata, è velocissimo, è sicuro, c'è una capacità di trasporto enorme rispetto all'autobus. Se uno mette l'autobus, per essere chiaro, vuol dire fare una colonna di autobus per avere la stessa portata. La velocità commerciale, cosiddetta commerciale di trasporto, è molto più elevata del tram. Dell'autobus elettrico. L'autobus tra parentesi arriverà, anche questo perché fa parte del piano della mobilità, per cui sono due cose nettamente diverse. Io capisco che possa essere anche pericoloso perché qualcuno se mette bicicletta o motorino sulle rotaie diventa pericoloso. Ricordo che ognuno ovviamente non è molto attenzionato su queste cose, è vietato passare con biciclette e motocicli, ma in particolare biciclette su tipo corso vie centrali di Padova proprio per motivo di sicurezza. Basta fare un po' di attenzione, però vi ripeto, io credo su questo mezzo e porterà 20 milioni di persone in un anno, cambierà la mobilità di Padova e diventerà una città diversa. Non è un'imposizione politica o un cruccio che mi sono messo in testa che bisogna farlo a tutti i costi. È stato fatto dai tecnici, è la cosa che più dà risultato in termini di mobilità. Non c'è altro sicuramente non c'è. Dopo nel tempo arriverà il tram in induzione, saranno tante altre cose, però intanto facciamo questo entro il 2026. Può cambiare, certo può cambiare, ma intanto facciamolo, perché sennò Padova è sempre una città che vuole fare progetti, però concretamente dopo bisogna fare le cose. Vedi ospedale, vedi questura, vedi prandine, tutte queste cose, bisogna farle più che dirle e raccontarle. Bene, andiamo nel quarto messaggio, Dennis. Gli anziani continuano a protestare per gli schiamazzi dei giovani al portello. Noi siamo una città universitaria, abbiamo 61.000 studenti, 40.000 medie inferiori, Padova, medie superiori, chiedo scusa, e 24.000 matricole. Siamo una città che senza università avrebbe grossi problemi. Veramente ricordatevi quando c'era la pandemia col Covid, non c'era nessuno, le attività commerciali, sotto l'aspetto culturale, era una città vuota, non solo per gli studenti, anche ovviamente è un impatto devastante per il Covid. Chi deve riposare ha diritto a riposare, che sia chiaro. Difatti siamo molto attenti a se i bar, i ristoranti, via dicendo, devono smetterla con musica. Ma i ragazzi sono un po' difficili vietare di parlare o chiacchierare. Noi ci stiamo adoperando per questo istituto, per mettere personale, per insegnare l'educazione. Però vi ricordo che siamo una città universitaria, è difficile gestire questa cosa. Pensate, non avere studenti sarebbe veramente un problema importante. Saremo una città vecchietta. Io devo parlare sempre della fiera, ma c'è la pubblicità, rientro sicuramente, termineremo quel ragionamento. Rimanete con noi tra poco.